si poteva fare qualcosa di più, quello sì sicuramente. Non ci si aspettava una partita così. Beh no, l'avvisaglie al primo minuto c'erano, perché quello svarione lì si paga caro, però insomma qualcosina in più si poteva fare. Non so se si poteva vincere, non credo, però il Milan secondo me non era poi così forte. Aspettiamo tempi migliori. Certo è che si sente la mancanza di Thauvin. Diciamo che a questo punto poteva andare peggio, visto la partita. Disperato, brutta partita. Bruttissima. Meno male che siamo salvi. Non è possibile prendere 5 reti da un Milan che è in condizioni. Oggi ha fatto un figurone, il Milan sembrava una candidata da Champions League, invece fino all'altro giorno tirava i remi in barca. Delusione completa, tristezza completa, 4 partite che non hanno avuto il coraggio di affrontare anche in casa, sia col Verona. Dal Verona l'altra sera eravamo a Genova, la stessa cosa, senza carattere ormai, non so perché ogni volta che hanno raggiunto la loro salvezza mi sembra che hanno un bel calo di zuccheri, ma dura da molto tempo questo calo di zuccheri, perciò sempre portodinese, però per noi tifosi non va bene, lo meritiamo di più, dai. Partita. Bellissima per il Milan. Sì, è ovvio. Oggi male, fatti 40 punti, siamo andati in vacanza, si vede, ultimamente non c'era nessuno, salverei il solito Solé, gli altri, qualcuno ci ha provato, dai, Atta, però in generale male. Non so cosa dire, sono contento, abbiamo già 40 punti, però ho visto delle cose stasera che anche l'uscita del loro portiere non me la... Pian pianino torniamo come lo scorso anno, però alla fine avremo un bel bilancio, un gran bel bilancio, ma come risultati sportivi niente da fare. No, non so cosa dire, no comment. Brutta partita. Brutta partita, orribile. No, fino al primo gol sembrava che non era male, dopo basta, da lì poi. Finita. Brutta. Cosa mi dai il via? Una brutta partita, una cosa vergognosa. Oggi mi dispiace dirlo, veramente si deve perlomeno giocare. Invece così, non lo so. Cos'erano così? Dava l'impressione dai Milan. Noi risuscitiamo sempre i morti. È vero? Verissimo. Scusa. È andata male perché comunque abbiamo perso 4-0, ma gli dico di non scoraggiarsi e di andare avanti e di vincere la prossima, che dobbiamo guadagnare 3 punti. Posso dire che l'Udinese all'inizio era partita molto bene perché eravamo a passo dall'Europa League. Purtroppo si sono assentati, diciamo, sono spariti. Sì. Abbiamo un centravanti che secondo me non è da Udinese, nel senso che Però non viene neanche servito, i cross che sono d'accordo, però al di là là di questo è lento. Quel momento che è servito fa fatica ad arrivare alla palla. Purtroppo ha la fisicità, ce l'ha perché è alto, non ha problemi di testa, però nonostante sia servito poco, anche lui stesso, diciamo la verità, non ragiona come un attaccante vero, diciamo, come un attaccante da Serie A. È un buon giocatore, niente da dire, è l'unico italiano, però nello stesso tempo potrebbe dare molto di più per tirare su questa Udinese, e purtroppo dopo 4 sconfitte ci facciamo un pensierino sul suo valore, che probabilmente se viene venduto può essere anche una cosa valida. Oggi non è andato proprio bene, Milan ha giocato bene, noi in difesa male, sempre lenti sulle palle. Non in partita. E non in partita, Thauvin manca e si vede perché l'inventiva che ha lui e la purtroppo regia non ce l'ha nessun altro. E dunque niente, abbiamo perso meritatamente contro un buon Milan, insomma. Bene, grazie.